Bentornati a Io non so di tappo. Oggi un altro viaggio nel Canton Ticino, in Svizzera, alla scoperta di nuove aree di produzione e soprattutto di un vino molto particolare, il bianco di Merlot del Ticino DOC della tenuta Sasso Chierico. Andiamo! Oggi ci addentriamo alla scoperta di nuovi aspetti della viticoltura ticinese. Il Canton Ticino è quello più a nord della Svizzera ed è situato quasi completamente sul versante meridionale delle Alpi. Prende il nome dal fiume Ticino che lo attraversa e circa 3/4 della sua superficie è composta di laghi e foreste. La viticoltura ha comunque trovato il suo spazio sin dall'antichità, importata dai Romani, ma solo nel XXI secolo possiamo dire che è iniziata una selezione dei terreni più vocati per dedicarli alla produzione di vini di pregio. Il cantone è tradizionalmente diviso in due grosse aree produttive separate dal monte Ceneri, con due tipologie distinte di terreni che caratterizzano proprio i vini prodotti. Da un lato sotto Ceneri, la zona più a sud con il Luganese, il Malcantone e il Mendrisotto, e a terreni moderatamente alcalini, argillosi e fertili, e grazie al clima più caldo tipico di questa zona, dà vini a origine di grande eleganza e morbidezza. Poi abbiamo sopra Ceneri, che è invece la zona situata a nord del Monte Ceneri, dove si trova appunto la tenuta Sasso Chierico, e a terreni particolarmente acidi, con granito cristallino e suoli leggeri, sabbiosi e permeabili, con consistente materia organica, e danno vita a vini sapidi e salini, con una maggior struttura che tende ad aprirsi nel tempo. Il Merlot è divenuto il vitigno principe di tutto il territorio da quando vi è stato impiantato nel 1906 e ricopre oltre l'80% della superficie vitata cantonale. Dagli anni 80 nacque anche l'idea di vinificarlo in bianco, diventando una vera e propria specialità del territorio, in costante evoluzione, e raggiunge oggi il 30% della produzione, dando risultati sempre più interessanti e apprezzati dai consumatori. E ora andiamo a scoprire quello prodotto dalla tenuta agricola Sasso Chierico di Gudo. La tenuta agricola Sasso Chierico di Gudo sta nel quartiere Bellinzona e appartiene alla famiglia Antognini dal lontano 1797 e da allora è tramandata di padre in figlio. I primi vigneti di proprietà risalgono al 1900 e racchiudono vigne oggi dalle più vecchie a quelle più giovani reimpiantate nel 2008 e si estendono su circa 6 ettari. Inizialmente la produzione di questa uva è stata per lo più venduta ad altri vinificatori. Questo fino agli anni 80, quando l'avvocato Giuseppe Antognini diede ai vigneti di Gudo una svolta professionale e innovativa, creando proprio una base solida che ha successivamente permesso al figlio Giovanni, assieme alla moglie Claudia, di produrre dal 2003 i vini che caratterizzano l'attuale assortimento della tenuta, con un'impronta tipica di questo terroir. Accanto a piccole produzioni di Cabernet Franc e vitigni autoctoni, coltivano principalmente il Merlot. E quindi ora non ci resta che andare ad approfondire la loro versione vinificata in bianco. Il bianco di Merlot Ticino DOC nasce da uve Merlot raccolte 2 settimane prima della piena maturazione fenolica, questo in modo tale da preservare una buona acidità che dia freschezza al vino. La vinificazione avviene in bianco dopo una pressatura molto soffice delle uve a temperatura controllata. Successivamente il vino è mantenuto in vasche di acciaio sulle fecce fini per donargli spessore e ampiezza. Al Merlot, così vinificato, viene aggiunto un 10% di Chardonnay per dare intensità al bouquet, apportando soprattutto note di frutta esotica. Lo Chardonnay viene vinificato separatamente in botti d'acciaio anche lui e assemblato solo alla fine del processo di vinificazione. Si ottiene così un vino dal colore giallo paglierino molto tenue con riflessi verdolini appena accennati. Al naso si sentono intensi profumi floreali di tiglio, biancospino e frutti a polpa gialla, dalla pesca all'ananas, con una leggera nota agrumata che ricorda il pompelmo.
In bocca si presenta fresco, sapido, molto immediato e salino. È perfetto, direi, per lasagne di verdura, risotti con zafferano, pesci, molluschi, ma è anche particolarmente apprezzato come aperitivo, abbinato a formaggi freschi, a pesce crudo, sushi, torte rustiche e per questo suo carattere delicato, floreale e fresco è diventato proprio il vino simbolo dell'aperitivo ticinese, spopolando tra i giovani. E adesso andiamo a vedere il suo tappo. Per questo vino è stato scelto il Lomacork Select Green 100, da una parte per evitare eventuali deviazioni organolettiche accidentali e dall'altra per permettere di controllare l'evoluzione del vino durante il processo di affinamento in bottiglia.